17:29 minuti 48 secondi, di nuovo in onda dunque per l'edizione straordinaria, i nuovi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus e anche novità. Fra poco ve ne parleremo anche con i sindacati, con la CGIL di Treviso. Riprendiamo il filo del discorso ripartendo come sempre dai dati, i dati che sono quelli di stamani in attesa del bollettino serale, i 7.930 casi positivi, quasi 8.000 dunque contagiati in Veneto e i 20.000 casi di persone in isolamento tra positivi e contatti di positivi e i 362 decessi, gli ultimi 20 nella scorsa notte, 12 soltanto nella provincia di Verona. I dati sono questi, i dati sono pesanti e importanti, anche se si assiste da qualche giorno a un rallentamento della curva che è sempre comunque in crescita e per questo la settimana prossima, dice Zaia, lo sentiremo fra poco nell'estrema sintesi del discorso di stamattina, sarà la settimana secondo i modelli peggiore. Adesso ci colleghiamo subito, volevo solo leggervi un'ANSA, un lancio di agenzia che riguarda l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, che parla proprio del contagio e dice: alla ripartenza del paese bisognerà adottare misure di cautela per prevenire il rischio di un'epidemia di ritorno. Quindi è uno scenario post fine del contagio. C'è questo rischio di un'epidemia di ritorno, considerando anche il ruolo dei soggetti positivi ma asintomatici. L'epidemiologo Lopalco dice: da studi cinesi sembrerebbe che la dispersione del virus da parte di soggetti positivi asintomatici si verificherebbe per 4-5 giorni, dunque per un tempo limitato, cioè, insomma porterebbero in giro il virus senza saperlo per 4-5 giorni. Dopo un arco di 14 giorni si dovrebbe quindi essere tranquilli. Le misure di isolamento, pertanto, sottolinea Lopalco, sono efficaci anche al fine di disinnescare il rischio di trasmissione da soggetti asintomatici. La cautela è fondamentale, sottolinea, perché esiste comunque il rischio di un'epidemia di ritorno che andrebbe a coinvolgere potenzialmente i soggetti non toccati dalla prima ondata. Questo per farvi capire che il modello matematico, almeno in Veneto, parla di un'uscita della emergenza, si spera a giugno, ma è chiaro che lo strascico di questa emergenza e di un virus che poco si conosce è davvero enorme. Com'è enorme anche la situazione, insomma, di crisi delle aziende che in questi giorni, in queste ore stanno chiedendo interventi al governo, ma poi c'è anche chi ci lavora nelle aziende. Allora, siamo in collegamento telefonico con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ecco, perché Visentin ci dà una notizia, insomma è una nota di poco fa proprio della CGIL di Treviso di come dire, alcune aziende, parliamo della marca trevigiana, che sono state segnalate alla prefettura. Ci dice perché, ci racconta? Noi ovviamente ci siamo presi questo incarico nei confronti dei lavoratori ma anche nei confronti di tutta la cittadinanza, nel senso che abbiamo raccolto le segnalazioni di alcuni lavoratori, di alcuni delegati che ci segnalano aziende che stanno continuando a lavorare e per quanto ci riguarda abbiamo fatto anche alcune verifiche con i codici Ateco e non risulta che queste aziende possano lavorare perché non sono né strategiche e neanche utili. Utile sarebbe che rimanessero fermi e che si evitasse di diffondere il contagio. Ovviamente noi faremo le... Prego? Una dozzina, questa è la quantità? Sì, circa una dozzina di aziende che noi abbiamo segnalato alla prefettura in accordo e come stabilito anche dagli accordi che stiamo prendendo con la prefettura e chiediamo appunto che ci sia una verifica perché ovviamente noi non siamo né i gendarmi né i carabinieri del caso, ma siamo quelli che possono provare a mettere uno spazio in più a difesa dei lavoratori e di tutti i cittadini e questo vogliamo farlo in maniera seria e concreta. Lo facciamo assieme anche a CISL e UIL, voglio dire, le segnalazioni queste le abbiamo fatte noi, probabilmente anche CISL e UIL avranno fatto alcune altre segnalazioni. Senta, si può dire in che settori stiamo parlando a grandi linee di queste aziende?
Sì, è abbastanza variegato il panorama purtroppo, c'è il settore del metalmeccanico piuttosto che quello dell'edilizia, piuttosto che altri settori che noi pensiamo, ma non perché noi siamo dei geni, ma perché abbiamo letto i dispositivi usciti dal governo e ci risulta che i codici Ateco che loro applicano non siano quelli adeguati, pertanto dovrebbero, come le persone serie e le aziende corrette stanno facendo, rimanere fermi con la produzione e non mettere in pericolo la vita e la salute dei lavoratori. Ma queste aziende hanno detto qualcosa, si sono giustificate in qualche modo, che voi sappiate? A noi non compete se non attraverso i nostri delegati far segnalare le questioni alle aziende, dopodiché sarà il prefetto che deciderà se questi possono o non possono lavorare. Senta, come sindacato, come giudicate insomma, il panorama che si sta delineando, insomma, anche il grido che c'è da parte delle imprese rispetto a una assenza di azioni da parte dell'Unione Europea, insomma se ne sta parlando, c'è stato il monito anche dallo stesso capo dello Stato ieri. Certo, noi siamo tutti preoccupati di questa situazione, siamo preoccupati anche che non c'è una strategia comune fra i paesi dell'Europa, ma probabilmente anche fra i paesi del mondo, perché gli stessi errori che abbiamo compiuto noi rispetto a quanto succedeva in Cina li stanno compiendo in Europa, li stanno compiendo anche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Il problema qual è? Che ad oggi, visto che non c'è un vaccino, l'unica cosa, ma questo lo dicono gli scienziati, non lo dice il sindacato, l'unica cosa che è utile è quella di diminuire il contagio eliminando per un periodo più o meno breve i contatti fra le persone. Ora, se tutti quanti ci mettiamo nelle condizioni di tenere queste regole, molto probabilmente il periodo sarà breve. Se invece queste regole qualcuno pensa di dover essere migliore degli altri e non doverle rispettare, a questo punto sta danneggiando non soltanto i suoi dipendenti ma un po' tutta l'economia, perché ci trascineremo la situazione per lungo tempo. Sì, come diceva anche qualche giorno fa, sempre era in diretta con noi il segretario generale del Veneto Ferrari, insomma non è l'ordinanza di Conte che potrebbe chiudere le aziende, potrebbe essere il virus a chiudere definitivamente le aziende, questo è il concetto, no? È chiaro che sì, perché nel momento in cui ci saranno dei lavoratori che purtroppo si ammaleranno dentro questi posti di lavoro, a questo punto qualcuno dovrà rispondere verso ovviamente il danneggiato, ma anche rispetto a tutta quanta la società, alla famiglia e alla società. Le faccio l'ultima domanda, al di là della chiusura delle aziende, ma comunque strettamente anche legato a questo, insomma a quello che sta accadendo, da più parti si delinea lo spettro, insomma, di una bomba sociale innescata, gente che non avrà più lo stipendio, o che non avrà più soldi, insomma è reale questo rischio di una bomba sociale? La sfera di cristallo non ce l'ho, però non mi sembra che ci voglia per pensare che avremo di fronte un periodo complicato. È ovvio che il governo ha fatto un provvedimento, ritengo non del tutto sufficiente, lo è stato detto in più occasioni, con il decreto di marzo. Con il decreto di aprile si appresta a provare a dare ancora altre risposte. E è chiaro che le risposte non possono venire soltanto dal governo, non possono venire soltanto dall'Europa, ma dovranno venire anche da una probabilmente nuova modalità di affrontare le questioni, le cose, anche per dire quali sono veramente le questioni che contano, se conta di più ad esempio il fatturato, se conta di più la sanità, la salute eccetera, per cui dovremmo ripensarci un po' tutti andando avanti, ma adesso per il momento siamo in trincea e combattiamo in trincea. Benissimo, grazie allora, grazie a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, buon lavoro. Altrettanto a voi, saluti. Grazie. Così allora Visentin, avete sentito quindi una dozzina di aziende segnalate dalla CGIL perché insomma non erano aperte anche se non rientravano nell'ambito di quei codici Ateco previsti dal decreto.
Ringrazio tutti i cittadini di Venezia e del Veneto che si stanno comportando con grande senso civico e di responsabilità. Ci sono però ancora alcuni comportamenti che vanno corretti, come assembramenti davanti agli uffici postali e supermercati, che non vanno bene. A parlare è il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, insieme al sindaco Brugnaro. Faccio un appello ai cittadini a tenere duro, ad essere uniti. Noi come istituzioni lo siamo. Questa cosa non durerà pochissimo, ma durerà certamente meno se saremo uniti e rispetteremo le regole. Il messaggio del prefetto di Venezia è anche il messaggio del governatore Zaia, che oggi è tornato a parlare. Ha detto sostanzialmente che è pronto come dire, prorogare le restrizioni dopo il 3 aprile. Ovviamente bisognerà capire anche quali sono le intenzioni del governo. È stato molto chiaro sul fatto che la settimana prossima sarà dura e perciò bisogna rispettare le regole, ma ha parlato anche di altro. Allora, estrema sintesi del discorso di Zaia. Le case di riposo, poi vi lascio anche all'assessore Lanzarin. Sapete che le case di riposo non sono a gestione regionale, non sono nostre, però sentiamo la responsabilità di farne una vigilanza ancora più serrata dal punto di vista sanitario, nonostante le case di riposo abbiano il loro presidio sanitario, siano a gestione totalmente autonoma, con professionalità, governance, nominata spesso dai comuni o dai privati, dipende dalla conformazione della casa di riposo. Però le case di riposo hanno la difficoltà di avere dei pazienti che sono i candidati ideali di questo mostro che si chiama coronavirus. Spesso pazienti cronici, pluripatologici, che hanno magari del diabete, che hanno insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, che hanno insomma qualche grana, che sommata al coronavirus ci porta poi ai bilanci che conoscete. Noi non è che possiamo buttare la spugna e dire diamo un colpo di chiave alle case di riposo, scusatemi l'espressione, e la chiudiamo lì. Noi vogliamo che tutti coloro che possono salvarsi dal coronavirus si debbano salvare. Stiamo valutando con serietà, ne abbiamo fatto una lunga discussione anche questa mattina in videoconferenza con i direttori generali, perché uno dei focus stamattina è stato proprio quello delle case di riposo. Voi vedete che la mortalità ci arriva dalle case di riposo, è inutile che vi parli di Merlara, ma vi potrei parlare di Casafenzi, di Conegliano, piuttosto che di altre realtà. Siamo molto preoccupati. Dobbiamo verificare fino in fondo che siano ben separati i percorsi, dobbiamo verificare fino in fondo e avere la garanzia che questi pazienti siano assolutamente isolati rispetto agli altri che non sono positivi. Dobbiamo essere certi della messa in sicurezza dei cittadini che ci lavorano dentro, fermo restando che la Regione lo fa volentieri, ci mancherebbe di più, ma che non passi l'idea che la mascherina che manca in una casa di riposo, che peraltro manca anche in ospedale, sia colpa della Regione. Che no. Noi le mandiamo le mascherine, quelle che abbiamo, ma voglio ricordare che non vietava nessuno che le case di riposo si riempissero di magazzini di mascherine, perché non vorrei passasse il concetto che quella è una landa diciamo abbandonata della Regione. No. Noi abbiamo 68 ospedali a cui pensare, 54.000 dipendenti, siamo assolutamente, guardate, nel piano di distribuzione dei dispositivi, con l'assessore Lanzarin tutti i giorni ci facciamo dire cosa si sta mandando alle case di riposo, però voglio ricordarvi che di dispositivi sul mercato non è che si fa baldoria, si cominciano a trovare tante mascherine chirurgiche, ma siamo anche convinti che la vera messa in sicurezza sia quella, in alcuni casi, con la presenza del paziente Covid, della FFP2, cioè FFP2, che ormai è diventata una mascherina di base. La chirurgica serve per tutte le attività, diciamo, medicali in ospedale, ma non dentro una terapia intensiva, non dove hai il malato di malattie infettive, questo è logico. L'altro aspetto, voglio dirvi che ci sono delle buone novità. Sono passate le sperimentazioni, non solo di Avigan, perché Avigan è la novità, no? Quindi abbiamo il protocollo, adesso inizieremo. Dico che questo farmaco giapponese che è prodotto dalla Fuji ci verrà dato, secondo quanto abbiamo preso, e inizieremo la sperimentazione. Un'altra novità che è importantissima, siamo riusciti tramite AIFA
a far passare il protocollo della somministrazione dei farmaci sperimentali in via precoce nei malati sintomatici già in casa, cioè a domicilio. E capite che questo è un salto assolutamente unico. Sto parlando della clorochina e dell'idrossiclorochina e sto parlando anche degli altri farmaci come tocilizumab, insomma quello dell'artrite reumatoide o quant'altro. Qual è la filosofia? È che quando hai sintomi influenzali, stabilito che è un corona, ti avviamo un'infusione, e qui devo ringraziare per la collaborazione alla rete dei medici di base che va in questa direzione, cioè lo facciamo direttamente a domicilio, facendo in modo di limitare al massimo l'ospedalizzazione per quanto possibile. Ovvio che se poi uno ha bisogno di terapia semi-intensiva, di cure particolari delle malattie infettive o di terapia invasiva con respiratore meccanico, è inevitabile che a casa non ci possa stare. Quando stiamo già scrivendo le linee guida per i nostri ospedali, immagino che in settimana si parta anche su questo. Nel frattempo stiamo anche riscrivendo le nuove linee guida per i tamponi. Io vedo che ogni tanto c'è qualcuno che dice ma Zai ha detto i tamponi, ma i tamponi, ragazzi, ne abbiamo fatti 85.000, la nostra capacità oggi è di 10.000 ad oggi. Dopodiché vi dico che stanno arrivando circa 700.000, anzi per essere esatti 732.500 test rapidi che andranno a integrarsi con quello che sono i tamponi. Il test non sostituisce il tampone, o meglio il test lo può sostituire quando la malattia è conclamata, è evidente il sintomo, sembra che al quinto, sesto giorno di sintomi diciamo influenzali, se è coronavirus sembra che il test lo stanno validando, sia già in grado di dare la positività. Ovvio che se riuscissimo a incanalare anche il tema del test con più velocità, perché ci trova gli anticorpi, lo facciamo in un quarto d'ora con una puntura su un dito, una goccia di sangue e via. Non c'è la trafila del tampone che entra in narice, entra in gola, va in laboratorio, viene analizzato, ci vogliono ore, se non giorni, insomma è tutta un'altra storia. Ne abbiamo 700.000. Chiudo dicendo che questo fine settimana farò in modo di rinnovare le restrizioni, se ci riesco, quindi proporrò e vedremo di capire col governo, visto che considerato il DPCM ultimo fatto, di riproporre le restrizioni. Mi spiace per i veneti, ma io devo tutelare l'interesse e la salute dei veneti, e anche a quelli che non piace funziona così, ci vuole sempre qualcuno che decida, e le cose non belle da decidere ad esempio sono quelle di dire purtroppo ai veneti di fare questo grande sacrificio di stare a casa, o meglio muoversi nel raggio di casa nel raggio di 200 metri. Sono 263 passi. I dati positivi ci sono, che le restrizioni che abbiamo portato con la chiusura dei supermercati la domenica, ma in particolar modo, lasciatemelo dire, quella di restare a casa, perché i veneti sono stati bravi a rispettare le regole, ecco, questa restrizione ci dice che il modello matematico, e l'assessore Bottacin che lo controlla costantemente, anche adesso lo sta controllando, e ci dice che noi come realtà siamo in ritardo di almeno 3 giorni, possiamo dire 3 giorni, 4 giorni sul modello matematico. Una settimana fa, o meglio 10 giorni fa, sfioravamo tutti i giorni il modello matematico, quindi voleva dire che tutti i giorni ti diceva oggi c'è un proiettile, puff, spara e funziona. Invece adesso abbiamo 4 giorni di ritardo, il che vuol dire che l'unica roba bella nella vita del ritardo è che siamo in ritardo, quindi vuol dire che sta funzionando la restrizione. Come vi dico io, la vera cura per il coronavirus siamo noi veneti. Dobbiamo restare in casa, un appello lo faccio a tutti coloro che possono stare in casa. Chi deve andare a lavorare purtroppo no, e chi ha impegni inderogabili come andare a fare una visita in ospedale, andare a trovare un parente o quello che sapete, purtroppo no, però il mio invito è a ridurre al minimo le uscite. Evitate di fare riunioni condominiali, come vi dico sempre, aperitivi condominiali, di mandare giù i bambini nel parco giochi perché tanto sono bambini, perché il vettore del contagio può essere chiunque. Agli anziani la preghiera di stare in casa, un ringraziamento a tutti i volontari che si stanno adoperando per portare ad esempio la spesa agli anziani.
E questa è una grande sfida. Ma se vi fate portare la spesa, come lo dico ai miei genitori, ve la dovete far lasciare fuori dalla porta di casa, non fare una partita di chiacchiere con chi vi ha portato la spesa, e se no non funziona. Io capisco che la logica del contagio è una logica a volte distante dal nostro modo di pensare, ma oggi purtroppo dobbiamo dire che ognuno che si avvicina a noi può essere colui che ci manda in terapia intensiva. Dovete vederla così. Quando vedete una persona, vi do questa brutta suggestione, vedetevi già col tubo in bocca. E serve così. Inutile che vi stia a dire cercate il metro, evitate. Se avete bisogno di ragionare sul metro di distanza, vuol dire che avete una cosa impellente da discutere con una persona con la quale non potete evitare di discutere. Ma non andate via con la scusa del metro per parlare col vicino di casa, perché non serve. Così Zaia, che appunto ha dato anche questa immagine forte della persona, no, che vi si avvicina. Dovete già vedervi con il tubo in bocca, un'immagine forte ma che evidentemente serve proprio in questo weekend, in particolare nei prossimi giorni. Uno dei fronti aperti della battaglia al Covid-19 è l'azienda ospedaliera di Padova. Come ricorderete, quando c'era l'inizio dell'emergenza a Padova, l'azienda ospedaliera di Padova era definita il quartiere generale della lotta al coronavirus. In queste ore c'è il punto della situazione, e anche con una buona notizia per quanto riguarda almeno il personale, perché dei 4.411 tamponi eseguiti solo 71 vedono contagiato il personale tra medici, infermieri e operatori. 1.200 pazienti ricoverati in azienda ospedaliera perché non ci sono solo malati Covid, 160 i posti per quelli affetti da coronavirus. Un fronte di battaglia, quello aperto dal 21 febbraio, a partire dal reparto di malattie infettive, dove sono stati visti i primi malati. I posti letto adesso qui sono 60, tutti pazienti impegnativi con maschera d'ossigeno. Ogni giorno al reparto arrivano dalle 3 alle 500 persone per il tampone. Abbiamo in effetti organizzato un triage avanzato per questi soggetti con sospetta infezione da coronavirus, che gestiamo prevalentemente nell'area attrezzata delle tende, qui sempre all'interno del nostro ospedale. Fate conto che abbiamo un'utenza che è intorno ai 300-500 pazienti ogni giorno. Sul fronte dei tamponi, dal direttore generale un appello. Chi non ha nessun sintomo non serve venga a fare il tampone. Lo riserviamo a chi ha più necessità per mantenere in salute tutta la comunità. Quindi lo ribadisco, i tamponi a tutti, ma tutti in base alle necessità. Chi non ha nessun sintomo non è indicato, non è indirizzato a questo tipo di struttura per fare il tampone. Trasformata in reparto Covid anche la clinica medica terza. È una situazione assolutamente straordinaria, e alla situazione straordinaria si deve rispondere evidentemente con mezzi, ma anche con tempi e con modalità del tutto straordinarie. E devo dire che in una sola giornata abbiamo trasformato un reparto di medicina interna a indirizzo endocrino metabolico e rischio cardiovascolare in un reparto Covid. Buone le notizie che arrivano sul fronte del rischio contagio per il personale sanitario. 4.411 tamponi eseguiti, 1.964 gli operatori sottoposti a più tamponi. I contagiati sono l'1,1% dei lavoratori dell'azienda. Sono 71, no? Di cui 3 ricoverati e 4 sono guariti, quindi in totale sono 78 operatori, ovvero l'1,1% del totale, che è una percentuale molto bassa. 2 medici e un infermiere sono ricoverati, 4 persone sono guarite, e intanto si va avanti in stretta collaborazione con centri di alta specializzazione in tutto il mondo con la sperimentazione di farmaci antivirali, alcuni dei quali, in attesa del vaccino, stanno dando risultati che fanno ben sperare. Facciamo rivedere il cartello per le donazioni. Eccolo qui: combatti il coronavirus con la solidarietà. Questo è sempre importante tenerlo presente per dare una mano a chi sta lottando in prima linea contro il coronavirus. E torniamo a parlare del fronte aperto, della ferita dell'economia devastata
emergenza coronavirus. Il settore, lo abbiamo ormai capito da giorni, tra i tantissimi settori colpiti, quello del turismo è quello che sicuramente avrà le perdite maggiori. Ne abbiamo parlato qualche ora fa con il presidente di Ascom Confcommercio Treviso Capraro. Sentite cosa ci ha detto non solo del turismo. L'epidemia economica che è scoppiata a seguito della pandemia sanitaria e un primo focolaio, così stiamo nei termini che oggi vengono maggiormente utilizzati, un primo focolaio in ambito sociale. Se noi oggi non interveniamo velocemente e pesantemente in termini di volumi di liquidità, su questo abbiamo lo scoppio di un problema sociale che non saremo in grado di gestire. La situazione, se la cosa non si sblocca, quale sarà fra un mese secondo lei? Non è fra un mese, è domani mattina. E domani mattina, per quello che riguarda il commercio e i servizi, è il 1° settembre. E domani mattina, per quello che riguarda il turismo, ahimè, è il 1° marzo 2021. Questo è il nostro domani mattina. Noi dobbiamo proiettarci lì con le nostre teste e con i nostri programmi e la nostra pianificazione di impresa. È solo da lì che possiamo ripartire. Oggi aspettiamo un'iniezione di liquidità dalle dimensioni titaniche. Altrimenti? Altrimenti non ci troveremo tutti. Al 1° settembre non saremo tutti. Ci saranno meno imprese, non necessariamente le migliori. Ci saranno meno imprenditori. Ci saranno meno lavoratori occupati e scoppierà il problema sociale di cui sto già parlando, perché domani questa sarà l'emergenza da gestire e saremo impreparati, come ci siamo trovati impreparati a gestire la pandemia sanitaria. Bisogna partire per tempo. Gente quindi che non ha più stipendi, gente che non ha più di che vivere, questo è il concetto sostanzialmente. È evidente, mancando la liquidità si innesca un meccanismo per cui non circolano i denari che servono, ma i denari che servono a sopravvivere per le famiglie e a sopravvivere per le imprese. Il turismo sta vivendo forse la situazione peggiore degli ultimi anni, non oso tornare indietro al passato, ma una situazione del genere non l'ho mai vista, insomma non l'abbiamo mai vista. Allora, il turismo è stato il primo settore ad essere colpito, è il settore più pesantemente colpito, e è l'ultimo settore che ripartirà. La stagione è completamente saltata. Ci ritroviamo, ripeto, domani mattina nel 2021 e ci troviamo nel 2021 così come eravamo, numeri alla mano, nel 1978. 1978? Le tendenze turistiche della regione Veneto saranno quelle del 1978. Questi sono i numeri. Avete capito lo scenario qual è per il turismo? Allora tanti cercano di correre ai ripari in varie situazioni, ad esempio gli agriturismi stanno correndo ai ripari e in alcune zone, ad esempio della Marca, lanciano ad esempio un servizio di consegna a domicilio, guardate. Mi hanno detto bellissima iniziativa perché comunque è una coccola che gli dà una parvenza di normalità. In questo momento tante famiglie hanno bisogno di una normalità. E la normalità passa anche per il buon cibo, quello della tradizione veneta. In tempi di emergenza pure gli agriturismi cambiano pelle e si adeguano alle nuove necessità, portando i loro piatti contadini direttamente a casa. Questa è l'iniziativa di Terra Nostra Veneto, Coldiretti e Campagna Amica. Qui siamo all'azienda Moro Barella di Vittorio Veneto, dove si continuano a sfornare vere le cornie. In questo momento stiamo preparando le classiche nostre pesche, che è un dolce di pasta frolla ripieno di budino al cioccolato, tipico con la ricetta proprio della nonna. Abbiamo fatto una scelta che ci dia la possibilità di usufruire della nostra materia prima e che sia pratica comunque da impacchettare e da consegnare. L'elenco degli agriturismi è disponibile anche online sul sito della Coldiretti, tutto avviene nella massima sicurezza, si comincia con un contatto telefonico WhatsApp per stabilire il menù e il pagamento, poi la consegna con tutti i dispositivi di protezione. Noi arriviamo a casa con la nostra vettura con tutti gli accorgimenti del caso, per cui guanti, mascherina, abbigliamento idoneo, e consegniamo la merce possibilmente fuori dal cancello di casa
e non entriamo in casa assolutamente, e loro ci consegnano i soldi in una bustina di carta che poi noi metteremo da parte. E al momento della consegna poi faremo un confezionamento con dei sacchetti di carta che poi consegniamo direttamente appunto al cliente. Un servizio per chi rimane a casa quindi, ma anche un modo per gli agriturismi di tirare avanti. È un modo anche per arrotondare e per avere un introito in questa stazione, insomma. Aiuta sia noi, come dicevo prima, anche i clienti a rimanere a casa, insomma. Avete sentito, insomma, ci si cerca di ingegnare in queste situazioni. Non so se abbiamo già il collegamento telefonico. Non ancora, fra pochissimo. Allora facciamo così. A proposito di ingegnarsi, a proposito di cercare di ideare qualcosa di nuovo anche in questa situazione di emergenza, da Venezia l'idea di 3 giovani che hanno creato un portale completamente gratuito per sostenere la cittadinanza ai tempi dell'emergenza Covid-19. Ed è un portale che in 12 giorni ha già registrato 1 milione di contatti. Guardate. L'idea giunge da 3 giovani generosi e ottimisti, Pietro Antonini, Giovanni Liccardi e Gianpietro Gagliardi, che hanno scelto e deciso di combattere la grande pandemia con un sorriso e il servizio a chi ha più bisogno e si sente più fragile in questo momento. Si è partiti da una frase che ci ripetiamo spesso in questi giorni, anche per farci forza e trovare un incoraggiamento. Andrà tutto bene. È nato così il portale andratutobene.it. Provare a prendere un argomento complicato e sovraesposto mediaticamente come il Covid-19 e cercare di renderlo di facile comprensione a tutti. Questo avviene attraverso l'aggiornamento gratuito e 24 ore su 24 di dati e grafici sull'andamento della situazione in Italia. Tutto è rigorosamente gratuito. Italia Tutto Bene è un progetto pro bono, totalmente gratuito, all'interno del quale al momento lavorano circa una quindicina di professionisti del mondo del web e del marketing. Poche, semplici regole, ma chiare. Pensiamo che in questo momento le fake news siano un problema gravissimo. Muoversi all'interno del sito è facile. Una volta che si è avuto accesso si trova la cartina dell'Italia con la suddivisione delle regioni. Basta cliccare sulla regione per avere accesso ai dati, alle notizie e a tutti gli aggiornamenti che possano interessare. E nei primi 12 giorni di consultazione c'è già stato un boom di contatti. A circa 12 giorni inoltre dalla partenza del progetto, Italia Tutto Bene calcola circa più di 1 milione di sessioni all'attivo e il portale è in continuo aggiornamento, quindi conviene accederci per scoprire le novità. E questa è l'idea di questi giovani informatici. Adesso apriamo un attimo una finestra sul Friuli Venezia Giulia, perché è stata a livello di dati una giornata pesante, ma ce lo dice direttamente il nostro Marco Stabile da Tele4. Buonasera Marco. Buonasera Nicola, sì, effettivamente è proprio così, sono 1436 casi accertati positivi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 119 casi rispetto a ieri, ma soprattutto 11 nuovi decessi, 11 nuovi morti. Le morti salgono a 87, le persone in terapia intensiva sono 59 e chiaramente dopo anche qualche giorno, diciamo così, di stallo, di stasi o comunque di numeri, insomma, che facevano pensare a un rallentamento, questi dati chiaramente fanno pensare anche perché si è ragionato con varie istituzioni nei giorni scorsi del fatto che probabilmente bisognerebbe dare un aggiornamento ogni tot campioni e non ogni 24 ore per avere una statistica corretta, però ovviamente in questo momento noi vi diamo i dati che ovviamente vengono comunicati poi alla protezione civile. A Trieste c'era stato qualche problema relativo agli assembramenti di migranti, sono intervenute le istituzioni anche oggi, la questura in campo con controlli serrati. Abbiamo sentito anche Don Amodeo della Caritas diocesana che ha detto basta ripicche e polemiche tra le associazioni che gestiscono l'accoglienza, lavoriamo tutti uniti per tutti i poveri. Questo è l'invito poi a rivolgersi a quello che è il nuovo centro diurno aperto dal Comune di Trieste, proprio per consentire a chi non ha una casa in questo momento di stare comunque in una struttura protetta e non una struttura protetta, di non essere per strada e di conseguenza non poter alimentare. Pronto? Non ti sento. In redazione. Dimmi Nicola. No, è scomparso l'audio per qualche secondo, continua pure.
Eccomi qua, scusa. Oggi anche dalle tante chiamate durante le dirette straordinarie, durante il lavoro in redazione, si capisce che chiaramente le persone iniziano a fare molta fatica a restare a casa, salgono anche quelli che sono i casi di ansia, ne abbiamo parlato anche con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, Dino Trento, che ha invitato tutti a mettersi delle attività quotidiane, giornaliere, a scadenziare la giornata in qualche maniera per evitare di entrare nella noia, nella paranoia da divano, potremmo definirla, e cercare di dare un senso alla propria giornata comunque, perché altrimenti molto spesso anche i nervi rischiano di saltare. Tra le iniziative belle da sottolineare quella della comunità turca di Trieste, che ha consegnato cibo a tutti gli ospedali di Trieste, i famosi kebabari, no? Quelli addirittura al centro di polemiche leghista in qualche situazione, si sono dimostrati veramente straordinari in questa emergenza nell'organizzare proprio una rete che ha permesso di sfamare tutto il personale sanitario degli ospedali che naturalmente sono coinvolti in questa emergenza. Un'emergenza in cui via via stanno aumentando i posti in terapia intensiva, perché ovviamente non riescono più a rispondere alle esigenze del Covid e del coronavirus, e potrebbero arrivare al massimo a 155 qualora i fondi regionali si aggiungessero anche quelli che dovrebbero arrivare da Roma. Altra nota importante per le imprese: Confartigianato Trieste ha comunicato che le banche, il sistema bancario sarebbe pronto ad anticipare le casse integrazioni straordinarie in questo particolare periodo, in cui chiaramente molti saranno costretti a ricorrere a questo strumento in un momento in cui alla crisi sanitaria si somma quella economica. Quella economica. Grazie allora, grazie a Marco Stabile, purtroppo una questione speculare anche in Veneto. Grazie davvero, e continuate il vostro lavoro importantissimo anche a Tele4 con le dirette straordinarie, come stiamo facendo noi ormai da un mese. Siamo davvero in chiusura, vi lascio allora fra pochissimo al Vangelo del sabato, e dopodiché ci sarà il telegiornale del Veneto, a seguire gli altri telegiornali, e poi dalle 20 alle 21 nuovamente l'edizione straordinaria.